È un momento sicuramente difficile, oserei dire che sta rasentando la disperazione, perché nel giro di pochissimi giorni aumentano i materiali con dei costi che sono incontrollabili. Le tegole 15 giorni fa le pagavo 0,36 euro l'una, le paghiamo oggi a distanza di 10 giorni 0,81 centesimi. Questo è chiaro di una evoluzione, di un aumento dei prezzi che da parte delle imprese diventano insostenibili, e come il latterizio sono aumentati i calcestruzzi, che ahimè aumenteranno ancora in virtù anche dell'aumento del gasolio. Noi abbiamo chiesto al governo che una prova di aiuto ce la potesse dare non solo con le parole ma con i fatti, visto che l'incidenza delle accise su un litro di gasolio surgono circa lo 0,78 centesimi circa, che abbassassero queste accise oltre all'IVA per dare un segnale di opportunità alle imprese, perché veramente si rischia di chiudere le nostre aziende. Allora probabilmente varrebbe la pena che il nostro governo si accontentasse di qualche utile meno, ma che continuasse a vendere gasolio perché noi potessimo continuare a lavorare, piuttosto che chiudere completamente le nostre aziende e quindi ridurre anche quelle che sono le vendite della benzina stessa. Speriamo che il nostro governo possa surgere a delle risposte che siano accettabili anche da parte nostra.